Oggi c'è un esercito di professionisti, di autisti soccorritori, circa 800-900 mila in tutta Italia, che vengono utilizzati sia nel sistema pubblico che privato della sanità italiana. Purtroppo non è stata mai istituita questa figura a livello giuridico, quindi significa che degli autisti soccorritori che svolgono una professione non riconosciuta non hanno dei benefici economici, assicurativi e purtroppo non vengono inseriti all'interno del panorama sanitario. Quindi nonostante svolgono un ruolo per la sanità in Italia, vengono paragonati a personale non sanitario. Naturalmente questo qua è anche un problema per i cittadini, in quanto oggi le diverse regioni italiane possono gestire la sanità come meglio credono e quindi abbiamo degli standard qualitativi che non vengono uniformati in tutto il territorio nazionale. Quindi ci sono delle regioni dove l'autista soccorritore è formato, interviene con competenza e professionalità, e magari altre regioni dove vengono utilizzati dei volontari che hanno fatto semplicemente un corso di primo soccorso. Quindi l'intenzione di istituire questa figura a livello nazionale è anche per migliorare la sanità nel nostro paese. Oggi anche l'Europa impone all'Italia di adeguarsi alle altre nazioni, addirittura a breve partirà il 118 e il 112, il numero europeo delle emergenze. Non ci possiamo fare trovare impreparati davanti a questo evento.